Perché sulla vicenda si è aperta una polemica tra la Regione Veneto ed alcuni esponenti della Regione Sicilia che hanno accusato i veneti di piangersi addosso. Sentite come risponde il capogruppo della Lega Nord in Regione, Nicola Finco. Ho risposto all'arroganza di questo parlamentare del governo siciliano perché ha detto che praticamente noi veneti siamo abituati a piangerci addosso. È vergognoso quanto sta accadendo, il governo ha stanziato circa 300 milioni per i forestali, in più ci hanno accusato di continui piagnistei. Quello che ho detto al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana è di magari destinare quei 300 milioni alla Riviera del Brenta, che sicuramente ne ha molta più necessità, e casomai se magari ci possono prestare parti di quei 24.000 forestali che forse avrebbero qualcosa da fare nelle nostre zone piuttosto che in Sicilia. Noi non vediamo molta gente piangersi addosso, vediamo invece molta gente lavorare, ma questo da subito, dai primi minuti dopo quello che è successo. Sì, i veneti sono abituati a fare questo, a parlare poco e a lavorare tanto, però è anche ora di iniziare ad alzare la testa e farci sentire soprattutto nei confronti di uno Stato che se ne frega sempre più di questo territorio che ancora tanto sta dando all'economia nazionale. Che i veneti si piangano addosso.